La Feldi Eboli si aggiudica il derby del Palatedeschi, si è giocato con inversione del campo e conferma la sua leadership. Alle sue spalle il Napoli vince l'altro derby con la Sandro Abate e balza al secondo posto approfittando della sconfitta delle Cositi, un punto in 3 partite, nel big match di Catania. Ora la meta, dopo la vittoria nel recupero e con una gara in meno, è quarta da sola. L84 Torino ancora a segno nella trasferta di Manfredonia, un'eccellente Vinumita di Petrarca batte e agguanta la Roma trascinata da un super Gargantini. Nello Sky Match l'esordio di Arillo col Sala Consilina coincide con un ottimo pari contro la Came, si dividono la posta Active e Pomezia, primo squillo da 3 punti della Pirossigeno Cosenza. In classifica Feldi Eboli 23, Napoli 20 e così di Genzano 19, Meta Catania 17, L84 Torino 16, Roma Vinumita di Petrarca 15, Sala Consilina e Sandro Abate 12, Came 11, Pomezia 9, Manfredonia 8, Pesaro 7, Active 6. Benevento e Cosenza 4 punti, queste le gare del prossimo turno, GG Teamwear Benevento Manfredonia e così di Genzano Cosenza, l'84 Torino Active Network, Sandro Abate Came Treviso, Sala Consilina Pesaro, Pomezia Feldi Eboli, Vinumita di Petrarca Meta Catania, lo Sky Match sarà Roma-Napoli. Selusio, doppio passo, attenzione qui alla giocata, il destro e il gol! Si sblocca il punteggio, parte Titon! Titon! Che si è inventato? Titon! 1-1. Selusio. Giocata qui di Calderoli, la palla non esce, Calderoli la mette fuori per Selusio che si coordina, poi serve Ugherani che segna a 3 secondi dalla fine. Ramon Ugherani fa correre Barra, occhio a Barra che calcia! Federico Barra fa 3-1. Liberti. Mancino il gol, gran gol di Francesco Liberti che si è inventato il 4-1. Attenzione intanto al gol, e che gol! Da parte di Selusio. Occhio, riparte la Feldi, la palla è per Liberti che non sbaglia e fa 6-1. Transizione perfetta della Feldi Eboli. Javier Salas per squalifica, dall'altra parte manca intanto Van der Salas la sblocca così con questa splendida azione e con questa conclusione di esterno dentro per Giappa Duarte, ancora una volta l'assist al bacio di Massimo De Luca. Giappa Duarte che è lì pronto come un avvoltoio, il tocco all'indietro, la recupera Bolo, attenzione non c'è il portiere, De Luca calcia e trova il gol. Massimo De Luca dopo 2 assist arriva la rete dello scugnizzo partenopeo. Pulvirenti che sbaglia però il tocco, ne approfitta De Oliveira che lascia il pallone a Micheletto e così di Genzano avanti. Vediamo se prova l'1 contro 1, no, allarga ancora il capitano della Meta Catania che ha spazio, calcia e c'è il gol di Salomone sulla giocata di Carmelo Musumeci, pareggia la Meta Catania. Tira fuori, poi Bocao, ancora Musumeci, esce fuori, Pulvirenti, la Meta Catania l'ha messa dentro, è esploso il Palla Catania. 4-3 rimediato in casa della Ital Service Pesaro. Ancora si gira e sblocca il risultato. Lucas Braga, arriva il gol dalla L84 Torino, 1-0 a Manfredonia. Fischio dell'arbitro. Parte Raguso, Fortini e la palla termina in gol. Beffato Dovara, il 2-0 delle L84. Fortini calcia da terra Gelve, tutto regolare. Gli arbitri lasciano proseguire, ancora Fortini per Josico. Chiude la partita la L84 con il gol di Josico. Fortino rischia, arriva Gargantini. Parte Fortino, calcia, spiazza Feverati, pareggia la Roma all'8° minuto. È 1-1 al paloggiato. Sgro fa sparire il pallone, riappare nell'altra metà campo, serve Fortino che da lì non sbaglia mai. Mega ripartenza della Roma. Felipe Mello, Giampaolo, buona la finta e la conclusione. Che gol ha fatto
Robby Giampaolo. La Roma Isgro perde un pallone banale. Victor Mello per Gargantini di ritorno. Victor Mello, pallonetto Gargantini di testa. Gol a colori della Vinum Italy Petrarca che controsorpassa Felipe Mello. Gargantini all'altezza dell'angolo, pressato da Dimas. La difende col suo fisico. Mamma mia! Tripletta di Gargantini, ma ha fatto un gol mostruoso. 20 dalla fine. Murillo, bella palla di prima. Isgro dentro. Arriva Dimas. Anche lui da posizione impossibile. Segna la Roma che accorcia a -1. Blocco di Fortino, Murillo lato rischioso. Intercetto Felipe Mello. Felipe Mello 5-3. In avanti Murillo riceve Fortino, suola Marcelinho. Marcelinho, che ingenuità però della difesa del Petrarca. Fiuzza adesso forse è un uomo in meno, la Came può approfittare, il Sala Consilina con Arillo che si presenta così ai propri compagni e ai propri tifosi. Pettina il pallone con l'Assuolo in attesa di un movimento, arriva quello di Giappa. Alex continua a portare il pallone, movimento ad arco, destro, palla in mezzo che finisce in porta per una deviazione. Ha pareggiato la Came. Alex lo finta, poi lo effettua. Giappa ancora in anticipo e stavolta fa gol con una giocata identica a quella del primo tempo. Arillo punta Sacon, se la sposta Edelstein, velo, palla sul secondo di Diaz per Edelstein. Alex Sutton, doppio passo, va via Sutton, 3-2, golasso di Sutton. Edelstein chiede il triangolo che non si chiude, riceve però Arillo. 3-3, trova uno spazio dove spazi non ce n'erano. 6:36 da giocare, 0-0 il punteggio. Cutrinielli e anzi Tiaghigno, e questo è un gol bellissimo. Appresta a chiudere la prima frazione in vantaggio per 1-0. La conclusione, e invece mi hanno smentito. Squadre che rotazioni ne hanno a dismisura, quindi alla lunga vai a perdere nel frattempo, passa in vantaggio la Pirossigeno Cosenza. Partite intense, partite belle per gli spettatori e telespettatori. Conclusione da fuori meravigliosa nel frattempo di Galliani. Arriva nel frattempo il gol della Pirossigeno Cosenza proprio con Anderson Cabeza. Parte lui da dietro, quindi Jefferson, Mateus. Dentro per Bavaresco, c'è deviazione di Tony Dandel. Nella rotazione però va a prendere il lato forte, perfetto, sì, un movimento un attimino diverso che però porta... Nel frattempo la conclusione di Whittaker, spinta da Loconte, anzi di Galliani. E poi arriva il 3-2 a firma di Alessio Saponara, ancora Mateus. Verso Cabeza, taglia Bavaresco dall'altra parte, la chiusura di Tony Dandel è perfetta per la prima volta, perché poi la seconda volta Cabeza riesce ad andare dal 10, che trova il gol del 4-2.